Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio tutti i nostri soci, i nostri graditissimi ospiti che vedo qui numerosi questa sera, tanti amici hanno accettato di accogliere questo invito. Ringrazio Angela, Erika e Pietro che ci hanno accolto questa sera qui a porte chiuse. E soprattutto grazie al nostro ospite Gianni Menotti che ha accettato il nostro invito con entusiasmo e con grande disponibilità. Prima di introdurvi questo ospite, della cui presenza siamo veramente molto felici e orgogliosi, ho il compito istituzionale che assolvo davvero in 2 battute di ricordare soprattutto ai non soci presenti che cos'è il Lions Club. Il Lions International è la più grande associazione laica e apolitica di volontariato nel mondo. È stata fondata nel 1917 a Chicago da Melvin Jones, ha quasi 1,5 milioni di soci nel mondo e 47.000 club che operano in oltre 200 paesi, adesso non so se 208 o 209, e il nostro motto è We Serve, che racchiude il nostro spirito di servizio nei settori della salute, dell'ambiente, della scuola, dei giovani, della comunità. Il nostro obiettivo è quello di promuovere e proporre informazione e cultura, e da qui i nostri meeting, i nostri incontri come quello di oggi. L'attività del Lions Club consiste in un volontariato puro con finanziamento del tutto autarchico ed è un'ottima occasione, in molti casi l'unica occasione per professionisti e imprenditori di fare attività di volontariato. La ricchezza di ogni club sono i soci e la squadra. Più soci siamo, più servizi possiamo fare e meglio possiamo fare. Ma veniamo a oggi. Ho pensato che un incontro con Gianni Menotti sarebbe stato perfetto per proseguire un piccolo ciclo di serate, di incontri appunto, sul tema arte e poesia nell'artigianato. L'idea di fondo di questi incontri è di conoscere da vicino persone che svolgono un'attività di alto artigianato e per non solo ripercorrere il loro percorso professionale, ma anche per scoprire la filosofia che anima il loro lavoro. Nella prima serata a dicembre abbiamo avuto ospite l'architetto Enrico Sello di Udine, che è un intellettuale vivace, fuori dagli schemi, chi ha avuto modo di vederlo lo sa, e un architetto che interpreta il proprio mestiere non solo come lavoro artigianale nel senso più alto del termine, ma anche come, diciamo, parte di un tutto, cioè come espressione di una più vasta cultura e curiosità dell'uomo, perché è questo il motivo per cui il lavoro artigianale è forse il più alto lavoro che l'uomo può svolgere, perché unisce la tecnica alla cultura, al pensiero, anche alla filosofia dell'uomo. Ecco, proseguiamo questa sera con un ospite altrettanto importante, che è uno degli enologi più illustri e premiati anche d'Italia, che ci parlerà così a ruota libera, come gli viene, del suo lavoro, della sua personalità di artigiano, e che ci condurrà, cosa preziosa, in un piccolo percorso degustativo di alcune, diciamo così, sue creazioni che lui ha scelto liberamente per noi in questo luogo, che tra l'altro è emblematico, se vogliamo, cioè l'osteria, il luogo in cui il vino viene solitamente consumato e quindi vive e fa vivere la socialità, le riflessioni. Provo a dire qualche parola su Gianni Menotti prima di dargli la parola. Gianni Menotti è nativo di Sagrado, in provincia di Gorizia, ed è, possiamo dire, figlio d'arte, in quanto suo padre era a sua volta, se non sbaglio, enologo, e come tale ha diretto per decenni un'importante azienda. Era dal punto di vista lavorativo? No, esiste ancora. Esiste ancora. A 96 anni passati. Complimenti. Però prima ancora che un enologo, Gianni Menotti è un agronomo, si è laureato a Padova per poi specializzarsi nel mestiere che svolge da ormai
35. Più o meno. 35 anni. I riconoscimenti prestigiosi per il suo lavoro non hanno tardato ad arrivare, ma forse più che i riconoscimenti, il traguardo che Gianni Menotti ha raggiunto presto è stato quello di formare, cosa importantissima, un suo stile personale, una sua firma, diciamo così, che a sua volta è il prodotto di una forte personalità professionale, che naturalmente è sempre in evoluzione, come immagino, ma che fa la differenza tra un maestrante e un artigiano maturo. Nel 2002 un suo vino di Villa Russiz è diventato il miglior bianco d'Italia, secondo la prestigiosa guida del Gambero Rosso, ed è uno Chardonnay, quindi un vitigno conosciutissimo nel mondo, molto coltivato in Italia e molto, potremmo dire, comune, che però con le cure di Gianni si è collocato al primo posto, vincendo il confronto con moltissimi altri prodotti fatti con la stessa uva ad altissimi livelli. Nel 2006 Gianni ha ottenuto, sempre dalla guida del Gambero Rosso, il titolo di enologo dell'anno, titolo molto ambito, che è il riconoscimento di un lavoro svolto negli anni e che solitamente rappresenta il coronamento di una carriera professionale, una sorta di Oscar alla carriera, ma non è così nel caso di Gianni Menotti, che al tempo era un giovane enologo e con un lungo percorso professionale davanti. Però un Oscar Gianni Menotti lo ha vinto davvero, è avvenuto 6 anni più tardi. Si tratta dell'Oscar del vino nella categoria miglior enologo, Oscar che gli è stato assegnato da Bibenda, che è il centro per la cultura del vino della Fondazione Italiana Sommelier, quindi un premio internazionale questa volta. Riconoscimenti non sono finiti, perché i vini di Gianni Menotti hanno continuato ad essere premiati ai massimi livelli, prima un vino dolce, poi per ben 2 volte un vino bianco, entrambi provenienti da vitigni autoctoni, si sono classificati primi in Italia negli ultimi 6-7 anni. E ciò, come dire, rappresenta forse un altro tratto caratteristico della figura di Gianni Menotti. Dico ancora questo e poi faccio parlare lui, cioè la sua passione per i vini friulani, per i nostri vitigni identitari, diciamo così, no? Che gli è valsa un ulteriore riconoscimento, quello di ambasciatore del vino, gli è stato conferito dall'Associazione Nazionale Città del Vino, proprio per la promozione dei vini del nostro territorio. A questo punto avrete capito, almeno in parte, l'importanza dell'ospite che abbiamo qui con noi questa sera, ma al di là di questo io vorrei approfittare della sua presenza anche per capire qualcosa di più sul suo mestiere, che in fondo è un lavoro un po' misterioso, è un lavoro che si svolge in prevalenza nel segreto, nell'ombra delle cantine, è un lavoro quasi di alchimia, ma che in realtà, credo, e Gianni ce lo potrà confermare, comincia molto prima, cioè nella vigna, dove l'uva viene allevata in vista del suo impiego nella produzione del vino. Ed è un lavoro misterioso anche perché molto spesso è destinato a rimanere anonimo, perché di un vino ricorderemo molte volte l'etichetta, ricorderemo l'azienda, il nome, e però la personalità di quel vino, la sua voce, è in larga parte il risultato del lavoro dell'enologo. E allora Gianni, proprio da questo vorrei partire nel nostro percorso di questa sera, cioè chiedendole di spiegarci un po' che cosa vuol dire fare l'enologo, sia in generale, sia soprattutto cosa vuol dire per lei fare questo mestiere. Prego. Prima di tutto vi ringrazio veramente per la presenza, per me è un onore comunque essere qui a parlare assieme a voi del Lions, in questo caso di San Daniele, e quindi insomma iniziamo un po' a raccontare un po' la mia storia. Essere enologi è una cosa molto variegata, diciamo. Fondamentalmente si parlava sempre di un tecnico che sa fare il vino, ma sì, effettivamente questo, si studia questo, si fa questo, però
credo che l'interpretazione di un vino non sia solamente tecnicismo. Prima si era parlato appunto di arte, ecco, non voglio personalmente così esagerare nell'essere artista, forse uno inconsciamente lo sa, magari lo può così dimostrare, ma in realtà è un lavoro molto metodico, che viene molto dall'esperienza, è assolutamente frutto di anni di lavoro, di conoscenza, di degustazioni, di bevute, sempre con molta attenzione ovviamente, però deriva un po' da questo. Ecco, io così a questo punto devo dire che mi viene anche facile fare un vino, perché ormai le casistiche che incontri per strada sono talmente tante che insomma a un certo punto ormai sai già cosa succede, cosa ti è capitato in tanti anni, insomma ovviamente ripeto, le casistiche sono abbastanza variegate. All'inizio diventano anche preoccupanti perché non sai, non conosci cosa può accadere eccetera, se non quello che hai letto sui libri, ma come credo tutti voi avete fatto tra università, studi eccetera, insomma ecco, la scuola ti insegna così la partenza, l'inizio del tuo lavoro, il resto lo impari decisamente sul campo. E quindi tutto questo è derivato prima di tutto dall'essere agronomo in effetti, perché l'agronomia è alla base dell'arrivare a essere poi enologo. Una volta, adesso a dire la verità, l'università prepara anche abbastanza in agronomia, ma una volta non c'era l'università diciamo specializzata nell'enologia, c'era l'agraria che io ho frequentato e poi diciamo anche qui a Udine per esempio è diventata l'università. Io ho studiato a Padova, quindi non ero ancora all'epoca, non c'era Udine ancora e quindi da lì sono partito. Però questo devo dire mi ha veramente insegnato tantissimo e che diventa facile paradossalmente, essendo agronomo, poter fare grandi vini, perché tutto parte dall'uva. Se l'uva è perfetta, tu avrai un vino perfetto. Se l'uva è così parzialmente marcia oppure dei problemi, diciamo, sanitari evidenti, il vino non sarà mai perfetto. L'enologo non è quello che aggiusta, l'enologo secondo me è quello che parte da un valore 100 dell'uva e rimane a valore 100 dell'uva il più possibile vicino a 100 nella trasformazione da uva in vino. Questo per me è l'enologo, perché così riesci a interpretare come dire, insomma, il tuo prodotto. Anche perché nel mio caso, visto che in questi ultimi 15 anni svolgo l'attività di consulente per alcune aziende e mi porta a essere sì in Friuli tantissimo, e anche in Friuli ci sono diverse realtà perché abbiamo diverse DOC e diverse caratteristiche pedoclimatiche, quindi insomma è chiaro che bisogna rivedere un po' tutto, ma anche nella stessa DOC ci sono delle interpretazioni da poter dare grazie a diverse esposizioni, a diverse strutture di terreno, caratteristiche appunto pedologiche e così via, climatiche in genere. Ma anche all'estero, ma anche fuori regione, anche all'estero, ecco, e quindi non è così automatico, cioè quello che una volta muoveva così, muoveva qualche appunto a chi faceva l'enologo in giro, ma fate tutti i vini uguali. No, non è così, perché non saranno mai così. Se tu interpreti la natura non potrà mai la natura tradirti, perché è lei che dà il DNA al vino, che dopo all'uva, che poi diventa vino. Quindi questo è un po' il segreto. Mi piace però lo stile, questo sì, lo stile questo deve esserci, della tua mano che in qualche maniera dà una particolarità al vino che produci. Naturalmente solo per quanto riguarda lo stile, ma le caratteristiche del vino devono essere assolutamente pertinenti al territorio. Il territorio deve essere quello che dà la matrice a quello che diventerà poi un vino, insomma, di un certo tipo. A me piace che i miei vini possano essere riconosciuti nella eleganza. Ecco, io ho ritenuto sempre che l'eleganza del vino
possa essere quella che in qualche maniera mi contraddistingue dal punto di vista delle scelte. Ed è questo, insomma, forse l'unica cosa che posso dire di me stesso di trasferire il vino. Il resto, come dicevo, lo fa l'uva, quindi bisogna assolutamente partire da lì. E quindi tutto questo dipende ripeto, dalla posizione che c'è, dal tipo di uva che c'è, dal terreno che c'è, dal clima che c'è, dalla potatura, il sistema d'allevamento si dice, no? Quindi come conduci la produzione, di conseguenza anche che poi tra l'altro una cosa molto importante, da quando ho iniziato adesso il clima è cambiato tantissimo, voi lo sapete, insomma è evidente sulla bocca di tutti, sugli occhi di tutti, insomma, che il clima è cambiato. Tutto questo naturalmente cosa ha dato? Ha dato a chi deve interpretare tutto questo una necessità in più di stare attento a quello a come risponde l'uva. L'uva deve rispondere naturalmente sempre bene, si spera. È chiaro che naturalmente non è così facile con annate caldissime o siccitose poter dare sempre un contributo di altissima qualità. Molte volte anche lì va gestita la pianta, perché prima di tutto bisogna gestire la pianta, perché se dà l'uva di un certo tipo è chiaro che bisogna che la pianta venga gestita. Quindi sono partito da una volta che il clima era un po' diverso. Era più fresco indubbiamente, negli anni 90 insomma abbiamo avuto sicuramente delle vendemmie un pochettino più tardive rispetto alle attuali, salvo quella dello scorso anno, che in realtà, ecco, lo scorso anno, così apro una parentesi veloce, abbiamo avuto un'estate molto calda, tutti lo sanno, insomma, però c'è stato un inizio di settembre con qualche pioggia in più, e quindi la maturazione, paradossalmente, che doveva essere una maturazione importante perché al caldo corrisponde una giusta maturazione, non è stato così. È stato che la pianta purtroppo reagisce negativamente anche a una grande presenza di sole, di situazioni molto calde. La pianta si chiude, cioè gli stomi delle foglie si chiudono e la pianta sta lì ferma e aspetta che i tempi diventino migliori dal troppo caldo. Quindi non è mai sicuro che il caldo non fa gradazione alcolica, non è automatico tutto questo, perché anche qui apro un'altra parentesi, la gradazione alcolica stava aumentando, sta anche aumentando, invece lo scorso anno, guarda caso, è stata un'annata di bassa gradazione alcolica tutto sommato. Quindi ecco, vedete quante cose ci sono, ma tutto parte dall'agronomia, tutto parte da lì. È ovvio che portare in cantina un'uva precisa e perfetta ti dà l'opportunità di fare veramente un grande vino. L'epoca di vendemmia è fondamentale, mai aver paura di aspettare. Io ho fatto del mio stile proprio non vendemmiare subito, vendemmiare nel giusto, non aver paura di lasciare l'uva a maturare, o comunque a maturare non solo dal punto di vista zuccherino, che è una delle parti di maturazione dell'uva, ma anche diciamo dal punto di vista fenolico, si dice in termine tecnico, cioè tutti gli altri componenti che riguardano, diciamo, la complessità del tipo di maturazione, perché ripeto, non è solo zucchero, ci sono anche gli aromi da far sviluppare, eccetera. Sappiamo che le varietà possono essere aromatiche, non aromatiche, e in base a questo tutto cambia. E vedete, adesso sto parlando a braccio, non è che mi sono inventato nulla, ed è quindi mi scorre un pochettino un po' il mio lavoro, mi scorre un po' tutto quello che c'è dietro a creare appunto un vino. Quindi abbiamo portato in cantina delle uve che si ritiene siano perfette e precise, e su questo non derogo. L'epoca di vendemmia è fondamentale, ripeto, e la mia lotta con la gente con cui lavoro è proprio lasciare che si aspetti ancora un po' per arrivare al momento giusto. Però credetemi, non è facile con la gente dire questo, perché dice, abbiamo lavorato un anno, adesso ragazzi qua a un certo punto l'uva può marcire eccetera, io la vendemmio. No, rischiamo un po', ci vuole un po' di rischio, perché nella vita per fare certe cose devi un po' rischiare assolutamente, se no riesci. Adesso sto andando troppo di qua, chiedo scusa, ero un po', ecco. E di conseguenza questo è il momento più importante. Quindi
Arrivati a decidere la vendemmia, bisogna decidere come fare il vino e lì automaticamente intervengono tante tecniche che devono sempre però rispettare assolutamente l'uva. E anche la tecnologia che è alla base di come quest'uva poi viene gestita dal carro della vendemmia, anzi addirittura dalla vendemmia stessa, alla successiva pressatura e così via fino alla fermentazione, eccetera. Sono cose che possono cambiare, ma veramente tanto. Il tipo di uva che noi abbiamo può dare veramente tantissimi risultati. Ci sono veramente tante tecniche che però non devono essere invasive, devono essere una delle strade che l'uva può percorrere durante il percorso appunto di arrivare a vino, a mosto e vino, e tutto questo può dare diverse tipologie. Stare a parlare adesso di tutte le tecnologie che si vede che si devono usare sono veramente tante, però cosa si vuole? Si vuole un vino più fruttato, meno fruttato, più elegante, meno elegante, più colorato, meno colorato, più maturo, meno maturo, profumi diversi, perché durante il percorso di maturazione intervengono diversi tipi di aromi primari, che sono quelli che si trovano nell'uva, e che naturalmente vanno interpretati per ottenere un certo tipo di risultato. A maturità diverse corrispondono anche non solo zuccheri, come dicevo prima, ma anche aromi diversi. Per esempio il Sauvignon, un vino che insomma ha fatto un po' la storia del Friuli, è un vino che deve essere interpretato con diverse epoche di vendemmia, per esempio, cioè non è solamente una vendemmia per fare un Sauvignon, ci vogliono anche 3 vendemmie qualche volta, e insieme poi le vasche che faranno un tipo di vino vengono messe assieme in funzione appunto del risultato enologico che si vuole ottenere. Quindi una prima maturità un pochettino più verde dà certi profumi che sappiamo essere importanti nel mix di profumi che poi vogliamo ottenere assieme alla parte magari più matura, che può dare un risultato di magari minori profumi ma più concentrazione in bocca. Il Friuli in genere è una zona, un territorio dove, a differenza di tanti altri posti in Italia, si possono ottenere vini veramente con grande complessità, sia a livello olfattivo sia a livello gustativo. Ecco, è veramente un territorio, il Friuli, dove tutto questo può essere veramente ben miscelato. Lo sappiamo che siamo in questo caso qui vicinissimi alla montagna, ma siamo anche vicini al mare poi alla fine. Quindi se prendiamo le zone collinari del Coglio e Colli Orientali, sono veramente vicini, molto vicini al mare, 35-40 km, e altrettanti se vogliamo dalle prime montagne. Quindi abbiamo una grande fortuna nell'avere, oltre che un territorio dal punto di vista del terreno veramente particolare, perché gran parte del territorio è fatto da terreni, dalla Ponca ai Sassi, ma tutti terreni molto non troppo ricchi, perché non sono ricchi e non devono essere ricchi, perché se fossero troppo ricchi avremmo dei vini un po' troppo vegetali, si dice, no? Che tende ad essere un vino che punta più sul verde piuttosto che sulla complessità. E quindi questo Friuli, che dicevo appunto essendo vicino al mare e alla montagna, dà l'opportunità di avere grandi aromi, perché i venti freschi, che sono importanti durante l'epoca di vendemmia o comunque un mese prima, durante l'epoca di maturazione finale, questi venti freschi che arrivano durante la notte e mitigano insomma la situazione calda che generalmente c'è durante l'estate o comunque durante la vendemmia, e favorisce l'accumulo degli aromi, o perlomeno non tanto l'accumulo quanto la non perdita di questi aromi. Mentre durante il giorno molto caldo succede che appunto si concentra proprio la parte zuccherina in questo caso, quindi avremo anche una struttura alle spalle molto importante, una struttura alcolica piuttosto importante. Lì poi nasce la diatriba: facciamo vini alcolici, facciamo vini non alcolici e così via. Tutte queste cose anche qua bisogna interpretare, insomma è tutto dipende dal mercato, dipende dall'uva, perché
magari un Sauvignon forse non è necessario arrivare a 15 gradi, si possono arrivare a 13-13,5 che già dà dei prodotti importanti, ma se andiamo su un Merlot per esempio, o un Refosco che berremo stasera, se non hai la maturità rischi veramente di andare su dei vini troppo, come dicevo prima, vegetali, quindi vini che non hanno la complessità, la profondità, la maturità e quindi anche la piacevolezza nel bere. Non sono adatti, per esempio, non sarebbero adatti se fossero troppo verdi a essere collocati nei legni, nelle barrique per poter maturare in maniera precisa e perfetta. Anche lì sarebbe da parlare. Insomma. Posso fare una domanda? Sì, io vado a braccio, non so se vi interessa questo discorso o altre cose. Qua siamo sul tecnico. No, io faccio una domanda, perché abbiamo capito che la natura, cioè il vigneto per virtù della terra, per virtù del vento, per virtù di molti fattori naturali, fa l'uva con le sue qualità che l'enologo, come lei ci ha detto, più che correggere deve conservare, valorizzare, diciamo in qualche modo consacrare nel vino, no? Però entriamo in cantina. Su un dato mi sembra necessario soffermarci. Circola oggi un'idea, veicolata anche dai mass media, secondo cui il vino deve essere un prodotto naturale, cioè nella cui produzione ogni intervento dell'uomo, o quasi ogni intervento dell'uomo, equivale a sofisticazione, adulterazione. Suscita quasi scandalo l'intervento dell'uomo nella produzione del vino. E credo che molti di noi abbiano visto i due servizi andati in onda, uno a dicembre e uno il mese scorso, in prima serata, con cui con toni scandalistici si additava l'impiego di prodotti credo assai comuni in enologia, come la bentonite, come il mosto concentrato, prodotti, intendiamoci, assolutamente leciti e credo anche molto utili. Chiedo quindi a Gianni Menotti questo concetto del vino naturale e quindi questo sospetto per la chimica in cantina hanno qualche fondamento o sono un equivoco? Prima appunto ho detto partiamo sempre dall'uva, no? E rispettiamo la natura dell'uva. Questo è un concetto per me importante e fondamentale. Ci sarei arrivato, diciamo, nel cosa. Mi fa piacere questa domanda perché così sviluppiamo subito questo argomento. È molto purtroppo complesso spiegare tutte queste cose. Ma se parliamo di quella trasmissione che è stata fatta un mesetto fa circa, non so se voi l'avete vista, qualcuno l'avrà vista probabilmente, è stata veramente dirompente e comunque faziosa, scusate la mia chiarezza, perché purtroppo si è voluto in qualche maniera denigrare un lavoro e soprattutto un'Italia che dal punto di vista enologico è prima nel mondo dal punto di vista produttivo. Quest'anno la produzione magari ce l'ha superata la Francia, ma generalmente siamo sempre noi i primi produttori al mondo come quantità di uva e quindi siamo forse siamo l'unico stato al mondo dove tutte le regioni producono vino, tutte, dalla Val d'Aosta alla Puglia, alla Sicilia, eccetera. Quindi denigrare questo nostro lavoro è veramente brutto dal punto di vista proprio di come in qualche maniera dei nostri conterranei che hanno e che dovrebbero essere orgogliosi di avere un grande vino e i grandi vini che produciamo, invece denigriamo tutto. È ovvio che ci possono essere dei personaggi all'interno del nostro lavoro che magari insomma non sono così puliti, ma questo vale per tutti, è normale che sia così, purtroppo è normale, ma non solo in Italia, nel mondo, anzi in Italia forse siamo ancora più controllati che il resto del mondo, soprattutto nel nostro lavoro. E allora tutto quello che si è detto senza avere benché minimo contraddittorio in diretta, se non dopo. E io che ho visto la reazione del nostro presidente degli enologi, Riccardo Cottarella, che ha parlato successivamente, ho visto l'intervista generale. Quando l'ho vista, perché l'ho vista dopo, quando ho visto l'intervista
della parte così del contraddittorio, ma di una parte del suo contraddittorio, ho detto, ma cavolo, però anche lui poteva esagerare un po' su queste cose, invece non è stato. Ma ho visto l'intervista generale, tutta l'intervista, invece lui ha parlato molto chiaramente, lì hanno tagliato tutte quelle cose. Allora basta, però, siamo veramente stufi di dover essere così tacciati di coloro i quali fanno, sofisticano, eccetera. Non sofistichiamo nulla, poi parliamo anche dei vini naturali, di cosa sono, eccetera. Ma perché poi si rivolgeva a questa cosa e dire sì, però i vini naturali sono meglio, ma i vini che beviamo anche stasera sono ipernaturali, sono vegani se vogliamo, sono tutti vini fatti con l'uva e nient'altro. Anche la famosa bentonite, che è normale, è una terra naturale che si usa da sempre per pulire il mosto, che va pulito per ottenere certi risultati enologici di qualità, è una cosa che viene usata in tantissimi campi ed è terra, un'argilla. E quindi, scusate, niente di tale. L'acido tartarico, ne hanno parlato. L'acido tartarico, ragazzi, è normale nel vino, fa parte del vino. Si aggiunge qualche volta perché è di produzione dell'uva, si aggiunge per incrementare un po' l'acidità del vino, che è giusto che ci sia. Se la natura troppo calda, diciamo, ti abbassa l'acidità, perché questo è il risultato, se la aggiungi con lo stesso prodotto ricavato dalla stessa uva, qual è il problema? E soprattutto è ammesso al 100%, è un prodotto, è meno che l'aspirina per noi, cioè voglio dire, è assolutamente naturale. Quindi andare a denigrare, a cercare per forza un qualcosa di strano a delle persone, perché il popolo, diciamo, televisivo ovviamente che sente queste cose, sti qua sono sofisticatori, invece è la cosa più naturale che sia, ammessa dalla legge, ammessa dalla deontologia dell'essere enologo, di produrre certi vini di qualità. Poi, come dicevo, se i vini che berremo stasera sono ipernaturali, l'anidride solforosa, voi insomma lo sapete, i solfiti che si scrive poi anche in etichetta. Tra l'altro l'etichetta adesso verrà cambiata con un'infinità di altre informazioni che la legge ci dice di dover scrivere e noi lo scriveremo. Ma a parte questo, l'anidride solforosa, pensate che nei vini, perché di vini poi parlavamo anche di vini, i vini cosiddetti macerati, avete sentito parlare, gli orange wine, che sono vini che si facevano una volta e che comunque una volta erano fatti in questa maniera, adesso vengono fatti alla stessa maniera di una volta, pensando soprattutto che siano chissà che naturali o possibili e così via. È uno stile, come dicevo prima, è semplicemente uno stile, nulla di tanto strano, di non... Paradossalmente qualche volta, se vogliamo, la presenza delle bucce, la macerazione, quindi orange wine vuol dire macerazione più lunga, eccetera, può portare paradossalmente all'interno del vino delle sostanze che si chiamano ammine biogene, che possono essere anche negative da questo punto di vista. Allora bisogna un po' stare un po' attenti a tutto questo. Tutti fanno, anche questi amici che fanno gli orange wine sono persone che lavorano in una certa maniera e vanno rispettate, però bisogna rispettare tutti quanti, non diventare faziosi verso chi fa certo tipo di vino o verso un altro, eccetera, eccetera. Tutti i vini devono essere rispettati, sono stili diversi, momenti diversi, interpretazioni diverse, l'uva lo consente e quindi è giusto che sia così. L'importante è che i vini siano, dal punto di vista sanitario, perfetti. E qualche volta queste cose, magari lavorando in una maniera un pochettino, come dire, troppo artigianale, lasciatemi passare questo termine, troppo artigianale vuol dire non avere attenzione su certe cose che diciamo, la scuola ti ha insegnato e sai che possono far diventare certe cose anche negative, insomma, no? Quindi ecco, bisogna stare attenti in questo senso qua. Per cui questo è l'interpretazione del vino, il rispetto per la natura, il rispetto per il cosa, con un'interpretazione tua personale, di azienda, di stile personale come enologo, eccetera, eccetera, che comunque va in una direzione che deve essere comunque una direzione di qualità, sempre di qualità, se no non ci siamo. Ecco. Quindi ecco, cancelliamo tutte queste notizie che deviano un po' il percorso di chi vuol fare un certo tipo di vino e chi lo fa in una certa maniera si sente veramente molte volte, come dire, attaccato in maniera sbagliata
da chi non si capisce cosa vuole ottenere, perché cosa voleva ottenere questa trasmissione? Io non l'ho capito sinceramente. Vuole denigrare il vino per andare verso un vino naturale. Cosa vuol dire naturale? I vini sono tutti naturali. I famosi lieviti, no? Di cui si parla, eccetera, non so se voi sentite parlare dei lieviti. Beh, i lieviti sono una cosa importante perché comunque contribuiscono, sono quelli che fanno partono dallo zucchero del mosto e fanno diventare alcol, il vino, eccetera. Naturali, non naturali, tutti sono naturali, anche quelli fatti, come dire, dall'industria enologica, che sono prelevati dalla natura e concentrati, specializzati a essere più bravi a sviluppare certe strade, perché come nella medicina, qua sicuramente c'è qualche medico, una volta era meno specializzata rispetto adesso si va veramente nello specifico, così anche nell'enologia si va più nello specifico rispetto a prima, e quindi andare nello specifico vuol dire avere le cosiddette biotecnologie, che non è una parola strana, biotecnologia è la natura che produce, cioè l'industria che tramite la natura produce certi prodotti sempre naturali che vengono usati per fare ancora meglio, ma anche dal punto di vista sanitario, salutistico, ancora meglio. Anche nella vigna ci sono dei prodotti che stanno nati, che diventeranno sempre più naturali, anche se nel biologico si usa molto rame. Il rame e lo zolfo, che sono gli unici elementi usati per fare questo. Molte volte anche lì chi produce biologico hanno ridotto il quantitativo di rame che una volta era consentito, addirittura siamo arrivati a metà della produzione di rame per poter combattere le malattie fungine a livello tipo la peronospora, che lo scorso anno c'era parecchia, oppure l'oidio e così via, tante malattie. Il rame è un prodotto che dal punto di vista, come dire, sanitario può essere un problema anche a livello del terreno, perché l'eccessivo accumulo di terreno di rame nel terreno può dare dei problemi anche fitotossici nel terreno stesso. Quindi capite, insomma, e allora ecco perché si è ridotto da, penso io, 6 kg ettaro, una volta si usavano 6, 7, 8, 10 kg ettaro di rame, adesso sono arrivati a 3 kg di rame per ettaro all'anno, però sono 3 kg. E adesso anche lì si cerca di andare sempre di meno. Ci sarebbero dei prodotti anche qui naturali che potrebbero combattere queste malattie, e in questo caso c'è un prodotto che si chiama chitosano ricavato dalle chele dei crostacei, quindi naturale, che però costa un disastro, e se dovessimo fare vino con questo sarebbe costosissimo e quindi fuori mercato. E quindi ecco, spiegare l'enologia diventa una cosa molto complessa, ma bisogna conoscerla però, se non se la conosce non arriviamo a capire le motivazioni. Però ci tengo a dire che la naturalità dei vini, e chi sa fare il vino prescinde dalla tipologia di vino che vuol fare. Deve essere lui, con il concetto di naturalità, a trasferire in un tipo di vino questo percorso enologico che ti porta ad avere questo stile, ma sempre naturale. Ecco, adesso cominciamo ad addentrarci sul campo con qualche assaggio. Siamo già arrivati all'assaggio. Siamo già arrivati, possiamo cominciare con l'assaggio, il momento che tutti attendono. Ma poi torneremo sull'enologia. Sì. Volevo precisare che i vini che assaggeremo questa sera, che sono stati, ripeto, scelti da Gianni Menotti, verranno assaggiati tutti in forma rigorosamente anonima. Possiamo anche cominciare a servire. E in forma anonima che cosa significa? Significa che dichiareremo il vitigno, ma non dichiareremo l'azienda produttrice. Questo per espressa volontà del nostro ospite, il quale mi ha detto: io lavoro con decine di cantine e non voglio rendere pubblica, diciamo così, la mia scelta. Per cui questa sera parleremo solo ed esclusivamente del vino, il che forse favorisce la nostra concentrazione sul prodotto. Sì, questa è stata un po' la cosa per avere più, come dire, anche più interesse verso il vino. Poi magari potremmo anche scoprire qualcosa, insomma, ecco.
però adesso lo beviamo così. Il primo vino che viene servito è un friulano, il vecchio Tokai. Dopo scopriremo di che zona è e magari ci parliamo un po'. Ma comunque, intanto che servono il Tokai, diciamo, io lo chiamo ancora Tokai perché si può parlare, non è vietato parlare di Tokai. Non si può scrivere sull'etichetta Tokai friulano, ma solamente friulano. E beh, insomma, è un po' il nostro vino, insomma, il vino lo dice anche il suo nome, che è un aggettivo, purtroppo, dico, non essendo avendo cambiato questo nome è diventato un po' così, un aggettivo, che quindi sta bene un po' in tante cose. Deriva da questo vitigno che appunto è il Tokai friulano. Questo dal punto di vista della barbatella della pianta, e esiste ancora, si compra il Tokai friulano. È un vitigno che molti anni fa era molto generoso, lo è ancora dal punto di vista qualitativo, ma negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni diciamo, l'opportuno controllo della produzione lo ha portato a diventare veramente qualcosa di molto importante, grazie al fatto che la maturità, da una maturità un po' verdognola, chiamiamolo così, di 40 anni fa, è diventata una maturità importante, con un contributo anche gusto-olfattivo di notevole livello, tant'è che rappresenta sempre più o meno una buona percentuale nei blend che in Friuli vengono fatti, perché veramente è una specie di Sauvignon non così espressivo. Si pensa che addirittura derivi dal Sauvignon, non è molto chiaro la sua genesi, chiamiamolo così, ma sembra che derivi un po' dal Sauvignon. È un grappolo molto grande, un grappolo che può essere più o meno compatto a seconda dei cosiddetti cloni, perché nel Tokai ci sono diverse tipologie di Tokai derivate da una selezione genetica che produce dei cloni, e la selezione colonale cosiddetta. Negli ultimi tempi non dimentichiamo che abbiamo qui a pochi passi Rauscedo, che è la patria del mondiale, insomma, delle barbatelle, produce più della metà, credo, delle barbatelle del mondo, e lì le selezioni che sono state fatte grazie a studiosi che hanno sviluppato questo percorso, grazie all'università che appunto ha contribuito anche a questo. Insomma, ci sono stati fatti dei cloni molto importanti. Quindi anche nel Tokai ci sono diverse tipologie, e qualche volta il mix di queste tipologie, di questi cloni, sempre di Tokai, può dare veramente un gran risultato, che cambia tra l'altro, come ho detto prima, da zona a zona. E quindi a me piaceva l'idea, quando si parlava di quale nome potesse essere per il Tokai, si parla di 20 anni fa ormai, quasi, no? Mi pare, Alberto, 2007. No, ma all'inizio che si parlava era molto prima, no? Vabbè, nel 93 addirittura sì. Fuori. Beh, con l'idea mi piaceva tanto l'idea di poter dedicare questo vino ai vari territori e magari chiamarli, come fanno in Francia, col nome del paese. Era questa una mia idea, ma era forse un po' troppo complicata, ma a me sarebbe piaciuto tantissimo, anche perché quando noi andiamo in Francia e andiamo per esempio, non so, in Borgogna, a Meursault, a Montrachet, tutti paesi che rappresentano un vino, che in questo caso lo Chardonnay piuttosto del Pinot Nero, oppure un Sancerre, che è il Sauvignon, sempre paesi. O in Italia il Barolo, sempre un paese, eccetera, eccetera. Ecco, questa idea qua mi piaceva tantissimo, ed era giusto che mi piaceva, perché come io sono rimasto affascinato del fatto che quando tutti questi territori citati li ho visitati, vedere il cartello del paese che rappresenta questo vino per me era un'emozione. Ecco, volevo creare questa emozione, mi sarebbe piaciuto che anche l'emozione fosse stata fatta qua, ma era troppo complesso evidentemente, e così è andato. Siamo adesso figli di questo friulano che comunque ci rappresenta dal punto di vista anche del nome,
e che comunque negli ultimi tempi sta riprendendo un po' il suo valore, sinceramente. Quindi tutto sommato prevarrà sempre il vino piuttosto che, come dire, la parte burocratica, perché il vino è buono e di conseguenza automaticamente anche il nome diventa ormai facente parte, insomma, di questa bontà che questo territorio offre. E devo dire così, e poi chiudo, perché è giusto anche mangiare un po', che è uno dei vitigni che dal punto di vista della reazione al clima che cambia è quello che, a mio parere, ha dato uno dei migliori risultati, perché si adatta, essendo stato da anni ormai autoctono qui, anche questa forma autoctona dà l'opportunità alla pianta di adeguarsi anche al clima che cambia. Ecco, quindi tutto questo fa sì che il friulano sia veramente un nostro interprete di territorio e a 360 gradi, perché viene coltivato su tutto il Friuli con estrema soddisfazione. E questo che berremo com'è? Adesso beviamo sto vino. E questo vino è un vino che spero possa rappresentare questa eleganza che ho detto prima, ma rappresenta anche il Friuli in maniera importante, con una componente aromatica tipica del Tokai che va verso sensazioni di confetto, di mandorla, anche al naso, anche all'olfatto, ricordando un po' l'albicocca, se vogliamo. Vedo che però c'è poca attenzione, adesso ormai si va, Molta poca attenzione. richiamiamo l'ordine. Usiamo. Richiamo all'ordine. Siamo richiamati all'ordine. Ecco, quindi dicevo che questa componente aromatica che si apprezza all'olfatto continua con gli stessi meccanismi di gusto-olfatto anche a livello gustativo, dando poi una complessità generale di un vino rappresentativo del territorio friulano, in questo caso territorio collinare, e che credo, spero, vi possa soddisfare. Poi siamo pronti a discuterlo. Intanto ce lo beviamo, e ce lo beviamo assieme a un prosciutto che è uno dei suoi abbinamenti, direi, più tradizionali e più rappresentativi del Friuli. Ecco, allora per stimolare un po' la percezione, prima che il nostro ospite ci dia la sua lettura di questo vino che stiamo assaggiando, se qualcuno vuole dire la sua, insomma, se qualcuno ha un commento, un'idea, una suggestione. Possiamo sapere l'origine, diciamo, se è origine per esempio, non so, dei colli orientali, se più verso la zona sud più calda vicino al colli, oppure siamo più nella zona più fresca verso nord, tipo Nimes, Baelis. Allora, è più o meno a metà strada, perché lì quella posizione evidentemente riesce a dare comunque dei ottimi risultati, come lo dà in tanti altri posti. E quello che si va a cercare in questo caso è, come dicevo prima, una componente aromatica ben definita di Tokai unita ad una struttura che in quelle, ma come in tanti altri posti, insomma, riesce a dare. Questo vino nella versione 2018 o 19, non mi ricordo, è stato da una guida italiana considerato il miglior vino bianco d'Italia. E non questa versione, ma nel senso che questa è arrivata sempre molto molto vicina, ma qualche volta basta poco per essere. Comunque, insomma, fa parte di questa storia, insomma, ecco. È un vino peraltro che, dicevo prima, forse non l'ho detto, ha bassa acidità. In genere il Tokai rispetto ad altri vini ha minore acidità, che qualcuno potrebbe pensare, ma sai, l'acidità è quella che fa durare il vino. No, non è solo quella, ci sono tante altre cose. Questi vini, se li bevete fra 10 anni, se avete la fortuna di berli per 10 anni, probabilmente sono altrettanto buoni.
E il Friuli è anche questo. Il Friuli è anche una terra che dà l'opportunità, nonostante fosse stata negli anni passati considerato un vino che si deve bere nell'annata, ma tanti anni fa, adesso possiamo dire il contrario. Anzi, con orgoglio, il Friuli dà vini di lunga durata. Non sono solo i francesi che durano, anche i friulani, ma tanti altri vini comunque. Ma i friulani durano veramente tanto, se fatti in una certa maniera. Questo vino sono sicuro che fra 10 anni sarà altrettanto buono. Ho assaggiato recentemente proprio quello che ha vinto e che ha già ormai 6 anni ed è perfetto. Ecco, il secondo vino che stiamo servendo è un Sauvignon. Sentirete i profumi diversi, ma vi lascio prima degustare e poi ne parliamo. Volevo chiedere al nostro ospite quali sono le caratteristiche di un vino piuttosto che l'altro che si adatta a questo particolare piatto. Se io per esempio, anziché bere del Sauvignon, bevessi del Tokai, cosa succede? Non succede niente, ma diciamo che è meglio in questo caso il Sauvignon perché le caratteristiche dello Sclopit, che ricordano un po' l'asparago eccetera, e che è un po' un descrittore del Sauvignon, sta bene così e di conseguenza l'abbinamento è il migliore. Poi gli abbinamenti sono importanti, ma anche se derogate dall'abbinamento perfetto e andate con un altro vino che comunque in questo caso vino bianco, è ovvio che sta bene lo stesso. Un grande vino e un grande piatto stanno bene sempre, però qua non funziona. Mentre finiamo il secondo assaggio, aspettiamo il terzo, vorrei chiedere al nostro ospite di parlare un po' di vini friulani. No, parlando di vini friulani, ricordo sempre l'aneddoto del turista friulano che entra nel più grande wine shop di New York, organizzato su vari piani, dove si trovano vini provenienti da tutto il mondo e i più grandi vini del mondo. E il cliente friulano va a cercare il Friuli, ma trova con suo grande scorno un'unica etichetta, un uvaggio bianco di una famosa azienda del Collio. E allora chiama il commesso, che naturalmente è anche un sommelier, e gli dice: senta, ma noi in Friuli siamo convinti di fare i bianchi migliori d'Italia, forse anche i bianchi migliori del mondo, eppure qui c'è tanto soave da perderci, tanto prosecco da farsi venire il mal di testa, e il Friuli per voi è tutto in questa bottiglia. Al che il commesso molto gentilmente gli risponde: sì, voi in Friuli fate dei grandi vini, non solo bianchi, anche se soprattutto bianchi, ma ogni azienda ne fa una dozzina, tutti diversi, 6 bianchi e 6 rossi, e noi facciamo fatica a identificare il vostro territorio. Pensiamo al Piemonte, vediamo il Barolo, pensiamo al Veneto e vediamo l'Amarone, vediamo il Prosecco, pensiamo alla Toscana, vediamo il Chianti, ma se pensiamo al Friuli non vediamo niente in particolare. Qual è, diceva il commesso, il vostro concetto di territorio? Qual è il vostro concetto di cru? E allora le domentiamo anche noi: questo è un problema del vino friulano, secondo lei? Cioè è un problema il fatto che solo noi friulani forse riusciamo a riconoscere i nostri vini? Sì, è assolutamente vero questo. Allora, mi aggancio al discorso di prima, cioè il fatto che sul friulano o il vecchio Tokai l'idea di corrispondere a un territorio poteva essere l'inizio di un percorso che potesse in qualche maniera identificare e identificarci. E purtroppo noi siamo fatti così, siamo figli, diciamo, della varianza. E allora qual è la strada? La strada secondo me è quella di identificare comunque un territorio, di dedicarsi a definire un territorio che nelle sue sfaccettature propone vini diversi, ma resta il territorio primo di tutti
il brand è il territorio. Questo è il mio parere, la mia modesta interpretazione di quello che potrebbe essere la soluzione a un problema purtroppo esistente, a cui io ho cercato anche, a parte quello del Tokai, ma anche di proporre magari un blend che potesse identificare delle cose e dire a tutti: avete coraggio di fare questo blend che vi rappresenti e il resto lasciate stare, mettendo dentro i vini che avete a disposizione. Nessuno ha voluto fare questo, per cui tutti faranno per sempre il Pinot Grigio, il Sauvignon, il Friulano, eccetera eccetera. Però se esisterà un brand Friuli piuttosto che nelle sue declinazioni Collio, Colli Orientali, Isonzo, eccetera eccetera, allora identificheremo comunque uno stile, perché non dimentichiamo che il Sauvignon, il Tokai, il Pinot Grigio, il Pinot Bianco del Friuli, nella fattispecie potrebbe essere del Collio come elemento di definizione, a questo punto avremo comunque creato il brand, che è quello che serve per identificare un territorio. Come ha fatto in Francia, che semplicemente hanno creato la Borgogna per fare lo Chardonnay o il Pinot Nero, così come il Bordeaux per fare i tre vini di Bordeaux, anche se comunque differenti, eccetera, o il Sancerre per fare il Sauvignon. Avremmo creato comunque un territorio di Friuli, ripeto, nelle sue declinazioni, ma brand Friuli, forte. Non è così facile, però ci aiuta la qualità di tutti questi vini, e credetemi, se uno sa di vino riconosce in ogni caso il Friuli nelle sue sfaccettature di proposta di varietà, comunque a differenza di tante altre in giro per l'Italia o del mondo stesso. Per cui questo è, secondo me, la grande forza che noi dovremmo avere, la grande forza che potrebbe identificare un territorio: creare questo brand Friuli, punto, basta. Siamo capaci di fare questo, benissimo, il vino lo fa, dobbiamo fare questo. Questa è la storia, secondo me, del futuro, se si riuscirà a fare. Penso che tutti noi stiamo apprezzando questo rosso davvero eccezionale, e sui rossi friulani sarebbe da fare una piccola digressione, probabilmente, che io chiedo al nostro ospite, perché il friulano forse predilige più il rosso se non il bianco. Parlo del friulano bevitore, un po' per tradizione, un po' per non lo so, estrazione culturale, però ecco, vedo nel nostro quotidiano che si tende a bere forse più il rosso che non il bianco. E parlando con i friulani più avvertiti consumatori di vino, si coglie sempre una certa insofferenza per la scarsa considerazione di cui i nostri vitigni autoctoni friulani godono al di fuori della nostra regione. Parlo del Refosco, ma parlo anche dello Schioppettino, del Pignolo, di vini che anch'io credo abbiano un bel potenziale anche in termini di riconoscibilità del prodotto, e che però forse non sono sufficientemente valorizzati. Che cosa ne pensa il nostro ospite? Beh, allora, fino agli anni 60, se vogliamo, circa, c'è stato un consumo di rosso e di produzione di rosso molto importante in Friuli, tant'è che i vini che si producevano di più erano i vini rossi. Dopo, pian piano, c'è stata così una deviazione verso i vini bianchi, capendo che i vini bianchi potevano veramente essere qualcosa di più rispetto ai vini rossi, anche in un contesto più internazionale. E così è stato. Il Friuli oggi è vino bianco nel mondo ed è riconosciuto per essere veramente un grande produttore di vini bianchi che durano nel tempo, eccetera eccetera. Il rosso diventa comunque un vino importante anche in Friuli, ma relegato a certe zone e a certe produzioni, nel senso che per i grandi rossi da competizione a livello internazionale bisogna veramente fare grandi sacrifici a livello produttivo, a livello agronomico, producendo poco, vinificando in una certa maniera, eccetera eccetera. Quindi non possiamo dire di essere grandi produttori di vini rossi, ma nello specifico dove vogliamo fare i grandi rossi lo possiamo fare.
Quindi rimaniamo vini bianchi, perché ormai il mondo ci riconosce per i vini bianchi, però abbiamo sempre questa piccola parte di grandi vini in certe zone vocate a fare un vino rosso di grande qualità con gradazioni importanti che possono veramente dare un contributo di qualità, di complessità al vino rosso, e lì li facciamo. Quindi rimaniamo vini bianchi perché siamo grandi vini bianchi, però mi piace fare anche un grande rosso e qui lo possiamo fare. Assieme alle Fosco, diciamo che il grande rosso per eccellenza anche a livello mondiale, insomma, è il Merlot. Vi parlo da uno che Merlot ha fatto un po' la sua storia anche per come vino rosso, e per cui non posso dimenticarlo. Però questo Refosco, che vinificato con la tecnologia, diciamo, di rispetto della qualità, rispetto di una, come dire, di una maturità importante, sacrificando veramente la produzione, si riesce anche a portare quel tocco di internazionalità in un vino assolutamente nostro, che ha caratteristiche più selvatiche, però che si percepiscono in questo vino, però insieme questa connotazione di internazionalità, di beva con un concetto che porta al mondo intero, a quello che potrebbe essere un Merlot di altri mondi, di altre cose, ecco, possiamo confrontarlo con piacere, dicendo che è un altro vino, ma sapendo che la qualità, la complessità, la persistenza, la profondità, il colore, eccetera, di questo vino siano veramente a livello internazionale. Questo si può fare, però in certi posti, in certi siti, con certi sacrifici. Ecco, il Refosco è questo. Ecco, una domanda un po' personale, se posso permettermi, in attesa dell'ultimo assaggio. Poi abbiamo deciso che romperemo l'anonimato su questi vini, che sono vini nella cui produzione Gianni Menotti ha messo la sua mano e la sua arte. Però io vorrei che il nostro ospite ci facesse una sua personale classifica, o anche un elenco in ordine sparso, di almeno 3 vini che sono per lui i vini del cuore. Quindi non le chiediamo di parlarci dei suoi vini, ma di dirci quali sono 3 vini non suoi che lei ritiene essere i più importanti per lei, per la sua storia personale, per la sua formazione professionale, o anche per l'evoluzione del suo gusto e quindi del suo stile. Che cosa ci può dire? Ma c'è sempre un benchmark di riferimento su tutte le cose che si fanno nella vita. Poi, se sei bravo, riesci a diventare tu benchmark, e questo è un po' il segreto per diventare qualcosa di importante nella produzione del vino. Sì, ho sempre avuto dei riferimenti, ma se vogliamo parlare di un vino che adoro tantissimo, che è il Sauvignon, beh, insomma, lì partiamo da cosa? Non è così facile, perché in Francia non si fanno questi Sauvignon qua, ma neanche in Nuova Zelanda si fanno questi Sauvignon qua. Però quando ricordo di aver assaggiato in Friuli certi vini che so benissimo di chi erano fatti, avevano già questa percezione del Sauvignon che io volevo. Poi pian piano, agronomicamente e enologicamente, poi è diventato il Sauvignon magari anche di riferimento nello scorso passato. E quindi Sauvignon intanto come tipologia di vino. Poi il secondo amore subito è stato il Merlot. Io adoro il Merlot incondizionatamente, è il vino che in assoluto nel mondo si produce di più, e quello che forse di più riesce a dare una soddisfazione gusto-olfattiva di estremo carattere e di piacevolezza, perché il Merlot non è un vitigno che ha spigolature, è molto sferico, non ha punte, è a forma rotonda, diciamo, ecco, quindi molto piacevole, complesso, piacevole, profumato. Cioè, io ho un benchmark in testa di Merlot che adesso, vabbè, insomma, recentemente ho assaggiato
uno dei vini così simbolo, insomma, del Merlot italiano, che è il Masseto, che viene prodotto dall'Ornellaia in Toscana, e che è un vino che insomma ha un suo prezzo importante, ma è veramente un grande vino. Però qui in Friuli, se vogliamo, come dicevo prima, sacrificare un po' la produzione e usare certi accorgimenti, insomma, che riescono così a dare questo contributo di complessità, di importanza internazionale di un vino, si riescono a fare in certi siti, in certi posti, assolutamente sì, questo non c'è dubbio. Però ci vogliono anche gli anni, ci vogliono anche, nel senso, come dire, le annate importanti, no? Che ti diano veramente la possibilità di costruire questo vino, costruire la parola brutta, comunque di coltivarlo in modo tale che possa diventare un frutto di grande capacità enologica. Ecco, questo è un po' quello che potrebbe essere per un vino rosso in Friuli. Sui vini bianchi invece, insomma, dai, lì possiamo tranquillamente stare tranquilli, insomma, ecco, siamo veramente in un territorio di grandi vini bianchi, e su questo credo che insomma anche stasera così con una piccola produzione spero siamo riusciti a darvi così un contributo di qualità. Però il giochetto è questo, che poi alla fine il terzo arriva al terzo. Il terzo cosa? Il terzo vino. Tre vini. Già il terzo vino. 3 vini del cuore. Ma il terzo è un po' condiviso tra due vini, ecco, tra il friulano e la Malvasia. La Malvasia è un vitigno che negli ultimi tempi sta dando veramente grandi risultati, è veramente bellissimo nella sua espressività aromatica, non esuberante ma molto caratteristica, questo frutto che esce, questa piacevolezza, che vi dico subito che messo in bottiglia quasi quasi non dà le performance che invece darebbe se venisse venduto e assaggiato direttamente dalla vasca. Io vorrei che la Malvasia fosse venduta con la vasca e lo bevi lì, lo spilli lì è il top, lì è veramente il più bello. Però è la Malvasia, è solo quella, il resto invece nella lunga durata riesce a dare grandi performance. Anche se ieri sera ho bevuto la Malvasia istriana dell'Istria, che mi è piaciuta, istriana dell'Istria, perché istriana che è la nostra, ma non si può chiamare istriana perché non si può. E siamo sempre quelli che non possono fare perché c'è qualcun altro che ha fatto prima di te. E questo, porca miseria, è una cosa che non mi va giù. Perché siamo sempre a rincorrere un'originalità che non riusciamo ad avere e che ne abbiamo con orgoglio. Mentre viene servito quest'ultimo vino, che è forse il più grande verduzzo che possiamo bere oggi in Friuli, mi piace ricordare, per introdurre il tema dei vini dolci, che qui siamo a 2 passi da Fagagna, che è il comune in cui verrebbe attestata la prima produzione di vino per mezzo di un nostro amato vitigno autoctono, il Picolit, su cui, se non sbaglio, Gianni Menotti ha scritto la sua tesi di laurea qualche anno fa. Tra l'altro, lo dico senza fare pubblicità, questa sera abbiamo tra i nostri ospiti il produttore di un Picolit che nel 2021 ha ottenuto una valutazione di 96 centesimi da parte di Wine Advocate di Robert Parker, quindi parliamo di uno dei più influenti critici enologici al mondo. Questo Picolit, annata 2015, è quindi stato, come dire, messo sullo stesso piano del Château d'Yquem o dei migliori vini di Jerez. Ecco, ora, a parte il fatto che Robert Parker suggerisce di bere quel Picolit fumando un sigaro cubano e mangiando del baklava turco, il che forse un po' tradisce l'americanità del critico,
certamente è un riconoscimento importante che ci dice che anche i nostri vini dolci possono davvero assurgere alle prime valutazioni al mondo. Mentre assaggiamo questo grande vino dolce friulano, vorremmo sapere da Gianni Menotti come questo vino nasce e più in generale come l'enologo si comporta quando mette mano nella produzione di un vino dolce. Dunque, il vino dolce viene fatto un po' diversamente rispetto ai vini bianchi tradizionali, nel senso che, prima di tutto, voglio dire che questo vino è assolutamente frutto totale della natura. Perché? Allora, come si fa questo vino? Questo vino verduzzo che viene lasciato maturare in pianta fino a un certo punto, dopodiché viene vendemmiato, lasciato sui graticci, che tra l'altro questo vino si chiamava graticcio originariamente, poi perché qualcun altro aveva già usato questo nome ha dovuto cambiarlo ed è diventato Kratis, che si chiama Kratis adesso, che vuol dire graticcio in latino. Quindi lasciato sui graticci per un periodo che va dai 2 ai 3 mesi, grosso modo tra fine novembre o i primi di gennaio viene pressato. Quando raggiunge una quantità di zuccheri naturale, grazie all'asciugamento alla disidratazione che avviene durante questo percorso, grazie ai venti freschi da nord, specialmente Bora, che scendono dalla valle della Tisone in questo caso e avvolgono questo frutto che sta maturando appunto su questi graticci, raggiunge nel tempo, nell'arco di mediamente 3 mesi, una concentrazione zuccherina ideale per poter poi passare alla pressatura e quindi alla fermentazione. È un'operazione che il lievito in questo caso fa tanti sacrifici per poter iniziare questa fermentazione, perché parte da un quantitativo di zuccheri piuttosto importante, anzi molto importante, direi quasi doppio, se non più del doppio rispetto alla normalità dell'uva che poi diventa solo vino non dolce. Quindi tutta questa operazione, che ripeto sta circa 3 mesi, consente questa disidratazione, questa preparazione al frutto, che nel frattempo acquisisce anche una componente aromatica di evoluzione importante, che poi durante la fermentazione diventa questo vino che insomma ha tutto quello che la natura riesce a dare, perché è frutto totale al 100% della sola natura. L'unica cosa che deve fare il lievito è fermentare, il resto ad un certo punto, durante la fermentazione, tenuto conto che c'è una concentrazione zuccherina importante e che si trasforma in alcol, il lievito dopo, non so, in questo caso circa 13 gradi, non ce la fa più, perché abbiamo il lievito di fronte a una situazione di alcol che comincia a essere per lui non ideale, e anche di zuccheri che comunque ci sono per lui non ideale, si ferma lì, non ce la fa più e regala questo vino. Questo è quello che la storia di questo vino è, tanta e solo natura. Con questo vino direi che l'abbinamento, come tutti gli abbinamenti, sono perfetti, e qua ringraziamo naturalmente la cucina, e così ci siamo trovati veramente ad estrapolare sensazioni gastronomiche ed enologiche direi perfette. Adesso mi faceva piacere capire se qualcuno riconosce il territorio dei vini che abbiamo assaggiato. Vediamo se qualcuno azzarda
a territorializzare, a localizzare i vini Tokai o Funke Friulano, Sauvignon, Refosco e Verduzzo. Dai, vediamo per alzata di mano, dai. Facciamo quali territori vogliamo inserire. Diciamo 3 territori del Friuli. Facciamo 4 territori, così dopo. Mettiamo Collio, Colli Orientali, Isonzo e Grave del Friuli. Il primo vino. Allora, il primo vino è un vino ovviamente friulano che viene da che zona? Chi vota per il Collio alzi la mano. Pochissimi. Chi vota per i Colli Orientali alzi la mano. Poi 2 soli, 3, 4, 5, 6. Isonzo. Tanti, boh, insomma comunque un po' di più. E Grave del Friuli 2, 3. Diciamo che non avete vinto. No, perché il vino è dei Colli Orientali. Il vino è dei Colli Orientali, ma scusate, si capisce dalla concentrazione, da quelle cose lì, eccetera, che è un vino abbastanza... Insomma, l'azienda... E qua è silenzio totale. L'azienda è l'azienda che non so se conoscete, la Valchiarò di Togliano. Quindi siamo nella zona nord di Cividale. Come dicevo, questo vino della versione 2018 è stato il miglior vino bianco d'Italia per una guida. Il secondo vino, che è un Sauvignon delle 4 zone, cominciamo dalle Grave del Friuli. Chi vota Grave del Friuli? Adesso si sono già spostati su zone diverse. Chi vota Grave l'ho detto. Chi vota Isonzo? Pochi. Chi vota Colli Orientali? 3-4. Collio? Stavolta avete vinto, Stavolta avete vinto. Stavolta avete vinto. Questo è fatto nel comune di San Floriano del Collio, quindi siamo vicino a Gorizia, siamo tra Gorizia e Mossa di metà Giasbana. L'azienda è l'azienda Comianc Alessio di Giasbana. Il terzo vino rosso, Refosco, lì è già più facile, È già più facile. Chi vota Collio? Nessuno. Chi vota Colli Orientali? Diciamo non tutti votano perché c'è un astensionismo che comunque fa parte un po' dell'italianismo, la forma di astensione. Comunque ci sono stati una decina di voti. Grave del Friuli 1 e Isonzo finale 3-4. Stavolta avete rivinto voi perché in effetti è Colli Orientali. In questo caso è un'azienda nuova che con orgoglio posso dire insomma di averla così gradualmente un po' contribuito. Non la conoscete perché non la potete conoscere, perché è nuova, non è stata ancora. È l'azienda Gagliussi, non la conoscete perché è un'azienda che comunque se andate a vederla è molto bella. Diciamo è stata fondata 4-5 anni fa con me, con il proprietario Gagliussi e suo fratello. E qui facciamo dei grandi vini, veramente grandi vini, siamo molto così orgogliosi di poterli. Quindi quando mi capiterà anche Gagliussi, scusate, bevo un po' d'acqua. E questa nuova azienda.
Gagliussi di Spencer di Cividale. L'ultimo vino, Verduzzo, da dove può arrivare? Beh, dai, insomma, da dove può arrivare? Non è difficile, no? Da dove può arrivare? Dai, diciamolo in coro, dai. Da dove arriva? Dai Colli d'Italia. Ovviamente dai Colli d'Italia, perché prima avevo detto i venti del Natisone, delle valli del Bisogno, eccetera. L'azienda è l'azienda Scubla Roberto di Iplis di Prevariante. Ed è un vino che mi fa piacere che ci sia anche chi produce un grande picolit, ma mi fa piacere anche dire che nella media dei vini dolci italiani questo vino, come detto già stasera, è il vino più premiato d'Italia. Un ultimo minuto di attenzione prima che vengano serviti i caffè. Io penso che possiamo ringraziare il nostro relatore, ma prima di passare ai ringraziamenti la parola al nostro decano della serata, Carlo Grossi, per un doveroso momento di memoria. Tutti gli intervenuti di questa sera immagino che siano interessati, oltre che a conoscere un po' meglio i vini friulani, anche l'origine e la salvaguardia di questi nostri prodotti. Nel 1893 a Villanova di Farra era stato fatto un simposio, perché fin dal 1860 si era diffusa anche presso di noi le due grandi malattie della vite, che è la filossera e la peronospora, e non c'era nessun modo per poterla combattere se non adottando quelli che erano il portinnesto americano con la marza friulana. E così nel 1893 è stato fatto un simposio dove erano intervenuti i viticoltori di allora, che era l'Austria ovviamente, ai quali era stato suggerito e addirittura convinti a estirpare tutte le viti e rimpiantarle con il portinnesto americano. Era l'unico sistema per combattere la filossera peronospora che naturalmente interveniva e faceva morire le radici. Quindi se noi abbiamo oggi il piacere di gustare i vini nostrani, cioè friulani, è anche perché in quel tempo, cioè 200 anni fa, è stato suggerito di adottare il sistema del portinnesto. Difatti nel 1993 mia sorella aveva rievocato i 100 anni precedenti di questo incontro, rievocando questo particolare, cioè aveva rievocato il sistema di salvaguardare il patrimonio viticolo friulano adottando il portinnesto, ed erano intervenuti ben 105 viticoltori. Se noi oggi abbiamo il piacere di gustare i vini autoctoni, i vini friulani, è anche perché è stato salvato il patrimonio con questo sistema, cioè suggerendo e convincendo i viticoltori friulani a estirpare le viti, ed era un costo non indifferente, perché ricordatevi che estirpare una vite vuol dire riavere la produzione dopo 3-4 anni, quindi era un impegno non indifferente. Però grazie a questo intervento abbiamo il piacere di gustare i nostri vini. Grazie. Preciso che Carlo non è stato testimone diretto di questi eventi, ma è arrivato qualche anno più tardi, però giustamente ne fa memoria questa sera. E allora, prima di salutarci, un piccolo omaggio al nostro ospite, davvero un piccolo ricordo. Anzitutto il guidoncino del nostro club. Grazie. Ha una foto di Rita. E poi un libro che, chissà, forse persino Gianni Menotti non conosce. Sarebbe meraviglioso se non lo conoscesse, così gli faremmo una grande sorpresa. Devo aprirlo?
No, non è necessario, glielo spiego io, Sì. glielo anticipo, è Le Vents de Gala di Salvador Dalì. Salvador Dalì, il maestro del surrealismo che tutti conosciamo, era un grande amante della tavola e del vino. Scrisse un ricettario che era Le Dîner de Gala e poi scrisse anche una guida ai suoi vini in cui esplora i misteri, la storia dei suoi vini preferiti attraverso dei testi di delizioso eccentrismo e attraverso delle immagini. Per Salvador Dalì era indispensabile avere una guida, fosse un libro, fosse una persona, per entrare nel territorio dei vini, perché lui era sempre fedele a un suo motto personalissimo che era i veri intenditori non bevono vino ma degustano segreti. E quindi grazie a Gianni Menotti per averci messo a parte questa sera di alcuni dei suoi segreti. Vi ringrazio veramente di cuore per la partecipazione e questa ultima, così, questo cadeau che dà un contributo di arte al lavoro che noi enologi facciamo in tutto il mondo è molto, molto bello perché sempre il vino è frutto di un abbinamento non solo col cibo ma anche con l'arte, con la cultura, con tutte le attività che noi svolgiamo, che poi alla fine sappiamo che la tavola riunisce tutti, riunisce il mangiare e anche il bere e insieme si producono veramente tante cose. Quindi il vino ha contribuito nel tempo a produrre incontri, non a produrre guerre, ma a produrre veramente la piacevolezza della vita, che è quello che vorremmo fosse veramente un esempio per il futuro. E godiamoci la vita, non godiamoci le brutte cose. Il vino contribuisce ad essere veramente un elemento di unione in tutto il mondo, perché in tutto il mondo si produce vino.